Dimenticata dalle istituzioni, trasformata in circuito motociclistico nei fine settimana e la domenica con autobus limitati. È questa la situazione denunciata dagli ormai pochi residenti della Valle Pisina, un tempo centro pulsante di Vittorio Veneto a confine con il Bellunese. Del resto il traffico per Cortina transitava tutto per questi tornanti, in quel Fadalto ricordato per le code chilometriche e gli incidenti molte volte mortali. Poi l'allungamento dell'autostrada ha portato via tutto, prima le attività, dagli alberghi ai ristoranti, e poi anche i residenti rimasti ormai uno sparuto manipolo, soprattutto di anziani, che chiedono attenzione al sindaco Roberto Tonon, ora che è diventato anche consigliere provinciale. Più attenzione ai servizi, in particolare dell'autobus, con la richiesta alla MOM di non tagliare le corse domenicali e festive. Ma soprattutto di sicurezza, visto che non c'è fine settimana che gruppi di motociclisti scambiano il tratto Serravalle-Lago di Santa Croce per una prova speciale da percorrere a folle velocità. Ecco perché in particolare i residenti chiedono più controlli dalla municipale e soprattutto autovelox fissi e mobili. Ci sono già degli interventi sia della polizia locale che della Polstrada. L'amministrazione ha già pensato però la procedura è piuttosto lunga anche degli autovelox fissi. Abbiamo già contattato in questo senso la prefettura, la progettazione è piuttosto articolata e complessa, per cui abbiamo intanto iniziato il percorso per fare in modo che le strade siano sempre più sicure.